Capítol 13, seconda parte di Zaccaria. Gerusalemme purificata e smondiale. In che dì spezzuleranno i risultivi per casa di David e per di Gerusalemme, per lavaggio del peccato e del sporpeccato. E succederà in che dì, sentenza del Signor di Schiris, os vindrisarai di tiere in onda idoli, che non giuvaranno neanche più indimento. O fasarai scomparire di tiere anche i profeti e gli spiriti sporpecchiati. E se qualchidun alvarà anche mo che di profetà, so pari e so mari che lo han generato avvisaranno. No tu has di vivi, perché tu dicis falsetà in nome del Signore. E so pari e so mari che lo han generato, lo travanaran bien che lui alle daur a profetà. In che dì i profeti si tigneranno malapaggiati de visioni, che anche profeti, e non si metteranno poi intorno la mantellina di pei con il fin di imbrongiare. Ma ognuno dirà: io non sono un profeta, io sono un contadino, che lavora della terra di giovani in su. E se qualcuno gli domanderà: ci sono questi splai che tu hai des mans? Al risponderà: li sai chiappadis in chiase dai miei compans. Purificazione e salvezza. Sveite, spade, quinti del mio pastore, quinti dall'on imparentato con me, sentenza del Signor di Schiris, o bastonerai il pastore, perché si disparsini gli spiori dal troppo, e o arrivi slunghiare la mia mano quinti dai piccioli. In tutte le terre, sentenze del Signore, dos parts saranno fruciadis, ed un terzo sarà sparagnat. O fasarai passare il terzo dal fuoco, lo rifinisarai come che si rifine l'arina, lo tasarai come che si stase l'oro. Acclamerai il mio nome, e io gli risponderai. E disarai, che è il mio popolo, e lui disarà, il Signor è il mio Dio. Capitolo 14, seconda parte di Zaccaria. Combattimento scatologico. E ven una giornata per il Signore, e duce che tu hai fatto, alzarà sparsit lì di te. O clamarai i dongi duci forest a Gerusalemme de battaglia. La città sarà chiappata. Gli chiaris dispuadis, gli feminis dobradis. Miegein e la reina esili, ma il re del popolo non sarà parato fuori de città. Il Signore alzaltarà fuori al combatto quinti di che forest, come di che il combatto te dì de battaglia. I si pis in che dì staran per sore de Monte Olive, che è dret di Gerusalemme a sorelli llevat. La Monte Olive si smesarà di sorelli llevat a sorelli amon, facil un slambre un evore grande. Una parte mon si ritirerà de bande di tramontane e teatre di bande di misdì. E la conchia di non sarà colmata. La conchia di non arriva fin a sal. E sarà colmata come che ieri colmata sotto Osia, re di Giude, dopo dal terremoto. Allora vignerà il Signore, mio Dio, ed ucci sei sans con Lui. E succederà in che dì non sarà più né freddo né giro. E sarà una giornata unica, conosciuta nome del Signore. Non sarà più né no né dì, e sore sere alzarà lo sole. E succederà in che dì saltaranno fuori di Gerusalemme agli vivis, miei svier dal mar orientale e miei svier dal mar occidentale, a saranno di stato ed ombier. Il Signore alzarà il re su tutte le terre. In che dì il Signore alzarà unico
e anche il suo nome sarà unico. Tutta la terra sarà tramutata in pianure, di Gavae fino a Rimon Negev. Gerusalemme sarà portata in alto, Zipri restan in tal supuesto, de parte di Beniamin fino all'up de prime porte. Bene stai fin tremai alla parte del cantonale, e de Torese di Cananel fin a Turclis del re. E lì sarà staint. Non sarà più anateme e Gerusalemme e vivrà in pace. Questa sarà la plaga che il Signore alprestarà ai popoli, che avranno fatto guerra a Gerusalemme. Alvasarà fra i desi la lor chiar e el casarà in chimo in pis. La lor voi si fraidesarà in te chiare da voi, e la lor lenghe si fraidesarà in te lor bocche. E succederà in che dì si farà un gran spavento al Signore fra mieti di loro. Un acchiapparà per man che altri, e la sua man si alzerà quinti de man di che altri. Anche Giude al combatterà Gerusalemme. Si ingrumerà le ricchezze di duci popoli dell'intorno. Aur, Arin e Vistis neanche arriva contaglio. E sarà anche una plaga, compagni de primi, pai cavalli, pai mui, pai camei, pai mus, e perduci ne mai che saranno in quei campamenti. E duci che saranno restati in vita, fra duci foresti, vignus contro di Gerusalemme, allora su di anno in anno adorare il Re, il Signore di Schiri, e a fare le feste de tentis. Se uno dei famosi de terra non la su a Gerusalemme adorare il Re, il Signore di Schiri, per sorte di ieri, non colerà la ploia. Se la fame dell'Egitto non la su e non si presenterà, sorte di ieri e plombarà la plaga che il Signore afflucerà i foresti, che non vanno su a fare la festa de tentis. Che alzarà il castigo per Egitto, e per duci foresti che non vanno su a fare la festa de tentis. In che dì, sunduci sunai dai chiavai, la sarà scritto, consacrata al Signore. E te chiase dal Signore, gli spinatis, saranno come i chions davanti all'altare. Ogni pinate in Gerusalemme e in Giudea sarà consacrata al Signore di Schiri. Duci che cavoleranno fa sacrifici, avvigneranno a chiolilis per fare quelli chiari. In che dì, te chiari dal Signore di Schiri, non sarà più nessun cananeo.